Ciao a tutti, un saluto anche da parte del nostro grande Dante che ci osserva. Con il congresso di Vienna cominciamo ad entrare nel vivo di un capitolo storico molto importante e tra l'altro anche ancora abbastanza discusso, il Risorgimento. Quando comincia il Risorgimento? Punto di domanda. Non è facile rispondere, ci sono diverse ipotesi. C'è chi dice il Risorgimento nasce verso la metà del XVIII secolo, nel periodo del despotismo illuminato. C'è chi dice no, il Risorgimento nasce nel triennio rivoluzionario 1796-99, quando Napoleone giunge per la prima volta in Italia. C'è chi dice no, il Risorgimento in Italia è da legare più al periodo napoleonico successivo, Regno d'Italia, 1801-1802 in poi. Diciamo che la maggior parte degli storici tende a far cominciare il Risorgimento con il triennio rivoluzionario, per cui 1796-99. È quello il periodo in cui cominciano a nascere nuove idee, comincia un certo fermento nella società, cominciano a prendere avvio alcune dinamiche che poi sfoceranno nella creazione di un nuovo Stato, lo Stato italiano. È anche quello il periodo, il triennio rivoluzionario, in cui comincia a circolare l'espressione di rigenerazione, cioè l'Italia avrebbe dovuto rigenerarsi, anche se poi il sostantivo che avrà successo, che prenderà il sopravvento, sarà proprio il termine risorgimento. Cosa significa risorgimento? Nei dizionari di inizio Ottocento, risorgimento ha un solo significato, e cioè resurrezione. È un termine evidentemente che è stato preso a prestito dalla cristologia, perché chi è che risorge? Gesù Cristo. Così come Cristo è risorto a vita nuova, così anche l'Italia doveva risorgere dall'invasione degli stranieri, dalle lotte intestine e tornare ad essere un grande paese occupando il posto che le spettava nel consesso delle grandi potenze internazionali. Ecco, il riferimento alla resurrezione di Cristo però, a dire il vero, non è molto calzante, anche se sicuramente evocava grandi energie, grandi aspettative, stimolava l'entusiasmo, però entrando un pochino col bisturi nel discorso ci si rende conto che la categoria teologica della resurrezione mal si applica a questo periodo storico per una serie di motivi. Per esempio, Gesù certo risorge. Cosa significa risorge? Che passa dalla vita terrena alla vita celeste col corpo e con l'anima attraverso la morte in croce. Era vivo prima, sarà vivo dopo. Non si può dire la stessa cosa dell'Italia. L'Italia nasce ad un certo punto nella storia, 1861, ma prima assolutamente non esisteva. Non si può dire che risorge, si può dire che nasce, ma non che torna a nuova vita, perché prima la vita non l'aveva, non esisteva l'Italia, era dal tempo dei Romani che l'Italia non era politicamente unita. L'Italia comincia semplicemente ad esistere. Ancora, Gesù fu protagonista attivo della sua resurrezione, fu lui che si consegnò attivamente ai suoi aguzzini. Avrebbe potuto scappare, invece li attende nell'orto degli ulivi, eccetera, eccetera. Mentre con il Risorgimento le cose sono andate in modo diverso. Il Risorgimento è stato definito una rivoluzione passiva. Perché? Perché innanzitutto la stragrande maggioranza delle masse fu completamente estranea a questi avvenimenti storici. Ma poi c'è da dire che il Risorgimento alla fine seguì sempre la scia di grandi avvenimenti che avvenivano in Europa. A seconda di ciò che facevano le grandi potenze europee,
in Italia si attivava un processo piuttosto che un altro, che poi alla fine, abbastanza casualmente, per non dire del tutto casualmente, sfociò nell'unità nazionale. Perché dico casualmente? Perché quel risultato, l'unità politica della penisola italiana, all'inizio del 1800, dopo il congresso di Vienna, non era nelle menti di nessun grande artefice politico di quel periodo. Si pensava a una sorta di unificazione federale al massimo, ma a volte neanche quello. Per esempio Cavour, grande protagonista dell'unificazione italiana, lui pensava ad unificare solo il nord Italia, considerando il nord Italia come altra cosa rispetto allo stato del Mezzogiorno, Napoli e dintorni. E invece poi sarà proprio Cavour, incalzato dagli eventi che non aveva previsto e non aveva neanche voluto inizialmente, a cavalcare la tigre e a ergersi a grande protagonista dell'epopea risorgimentale. Però di per sé, ripeto, l'Italia subì gli avvenimenti che avvennero in Europa. Vedremo che tutte le più grandi tappe del Risorgimento seguiranno la scia di altri avvenimenti delle grandi potenze che avverranno in Europa. Ecco perché alcuni storici definiscono rivoluzione passiva quella del Risorgimento. Passiva perché, ripeto, interpretata da pochissime persone, la stragrande minoranza, e soprattutto a ruota rispetto ai grandi avvenimenti che avvenivano in Europa. E ancora, la resurrezione di Cristo è stato un unicum nella storia, è stato qualcosa di esclusivo, mentre i protagonisti del Risorgimento italiano non furono originali da questo punto di vista, perché assorbirono, fecero proprie e rilanciarono una serie di idee che circolavano da molto tempo e in maniera consistente in Europa. Per cui questo fenomeno di unificazione politica della penisola italica era un fenomeno che ideologicamente e culturalmente seguiva idee di tipo europee, non erano idee esclusive degli italiani. Ecco perché insomma questo paragone teologico non calza molto, però poi è questo termine risorgimento che è stato consegnato alla storia e così noi lo ereditiamo e lo commentiamo. Alcuni storici vedono nel Risorgimento un avvenimento gonfiato, cioè un avvenimento che è stato, come dire, la cui importanza è stata ingigantita per poter dare delle solide basi al processo di unificazione nazionale. Cioè, fatta l'Italia, bisognava fare gli italiani, secondo una celebre espressione di D'Azeglio, e, come dire, esaltare tutta l'epopea risorgimentale significava fornire agli italiani un mito fondatore nobile su cui edificare il nuovo Stato. Ecco, è vero che probabilmente nell'Ottocento le dinamiche del Risorgimento sono state gonfiate, la necessità storica spingeva in quella direzione, è anche vero che sono pur sempre le dinamiche che stanno alla base della nascita dello Stato italiano. Dunque, abbiamo visto che l'Italia, dopo il congresso di Vienna, venne divisa in 9 stati e diciamo complessivamente c'erano diversi, accanto a caratteristiche positive di questi stati, c'erano però anche motivi di forte malcontento popolare, legati soprattutto alle frustrazioni della borghesia, della ex aristocrazia che poi si fusero insieme, e della coscrizione obbligatoria. Per cui piano piano, e nemmeno troppo piano piano, dopo il congresso di Vienna cominciò a formarsi un pensiero politico dissidente, cioè un pensiero politico che contestava lo status quo. Il dissenso politico seguito al congresso di Vienna può essere, come dire, catalogato in 2 grandi filoni.
il pensiero liberale e il pensiero democratico, diversi tra di loro, ma convergenti in un'ottica di contestazione, la contestazione dell'assetto politico partorito dal Congresso di Vienna. In cosa consisteva il pensiero liberale? Lo abbiamo già visto, ma giova sempre ripeterlo. Primo caposaldo: uguaglianza formale degli individui davanti alla legge. Tutti sono uguali di fronte alla legge. A dire il vero, questo obiettivo era già praticamente raggiunto, perché dopo il Congresso di Vienna l'uguaglianza formale di fronte alla legge era pressoché unanime in tutti gli stati. Secondo obiettivo dei liberali era riuscire ad ottenere delle istituzioni rappresentative e quindi formare dei piccoli parlamenti rappresentativi del popolo che potessero controbilanciare il potere dei sovrani. Questi parlamenti rappresentativi, secondo i liberali, dovevano essere eletti sulla base di un suffragio censitario, cioè in base al reddito annuo, non in base ad un suffragio universale, perché l'idea era questa: solo coloro che percepivano un certo censo erano sufficientemente colti e anche sufficientemente liberi da condizionamenti materiali per poter esprimersi con cognizione di causa e con oggettività nella pubblica piazza e in particolare negli organi preposti, e quindi i parlamenti. Tutti gli altri invece no. Chi non era abbastanza colto, chi non era abbastanza agiato economicamente, non avrebbe potuto parlare o con cognizione di causa perché poco colto, oppure non sarebbe stato oggettivo, perché chi versa in ristrettezze economiche potrebbe proporre delle leggi o una linea politica a proprio vantaggio piuttosto che a vantaggio del bene pubblico. Queste erano le motivazioni più o meno condivisibili che stavano alla base di questa idea. Il suffragio deve essere censitario, sposata questa idea dai liberali. E dopo, un'ultima cosa che caratterizzava i liberali era il rapporto Stato-società, Stato-economia. Lo Stato deve intervenire il meno possibile nella sfera pubblica. Lo Stato deve essere minimo, grande cavallo di battaglia dei liberali. Per cui lo Stato deve separarsi, per esempio, dalla religione, ma deve separarsi anche dall'economia. Perché deve separarsi dall'economia? Perché sulla base del principio della proprietà privata, diritto naturale, di cui ha parlato Locke, che era stato ribadito nella dichiarazione di indipendenza americana e ribadita nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino a Parigi, eccetera. Ecco, quel diritto naturale alla proprietà privata esigeva che lo Stato si intromettesse il meno possibile negli affari, nei commerci, nel business degli italiani, dei cittadini, meglio dire. E non solo, lasciando i cittadini liberi di agire come volevano, quindi imponendo meno regole possibili nell'economia, l'economia avrebbe avuto maggior entusiasmo, sarebbe cresciuta con maggior velocità e avrebbe prodotto maggior ricchezza per tutti. Certo, la minima intrusione possibile da parte dello Stato nell'economia significava ammettere, e questo i liberali lo facevano senza problema, diseguaglianze sociali. Qualcuno si sarebbe arricchito di più, qualcuno si sarebbe arricchito di meno. Ciascuno raccoglieva i frutti dell'uso della propria libertà individuale. Per cui chi voleva lavorare o chi si ingegnava avrebbe guadagnato di più, chi voleva lavorare di meno o si ingegnava di meno avrebbe lavorato di meno. Il pilastro della libertà però veniva, infatti liberali, veniva conservato. E da qui per esempio anche la polemica dei liberali con i cattolici, che i liberali criticavano i cattolici, i quali giustificavano e approvavano la pratica dell'elemosina. Ecco, i liberali criticavano i cattolici da tanti punti di vista,
Se si arricchivano troppo è perché erano in contraddizione col messaggio di povertà del Vangelo. Se facevano l'elemosina è perché incentivavano l'accattonaggio. E in effetti di accattoni, di vagabondi, di miserabili dovevano essercene parecchi, questo è vero. Si calcola più o meno che nello Stato Pontificio su circa 2 milioni e mezzo di abitanti ci fossero 400.000 mendicanti, quindi un numero assolutamente considerevole. Ecco, i cattolici cosa facevano? Per DNA erano portati a giustificare la pratica dell'elemosica. Sbagliato, dicevano i liberali, perché se qualcuno non ha voglia di lavorare e mendica, e facendogli l'elemosina non si fa altro che perpetrare questo status quo e giustificarlo nella sua pigrizia, nella sua ignavia. Viceversa, dicevano i liberali, bisogna che lo Stato istituisca degli organismi preposti per combattere l'accattonaggio. Da un lato per rimuovere i miserabili dalle strade, in modo tale che non si vedessero. Non era un bel vedere tutta quella miseria, soprattutto per uno Stato che si considerava moderno e illuminato. Ma dall'altro lato, questi organismi che potevano essere a seconda ospedali, manicomi, ma anche laboratori o opifici per far lavorare i poveri, questi organismi avrebbero dovuto, secondo i liberali, avrebbero dovuto, isolare i cosiddetti poveri svergognati, cioè i poveri che erano poveri non per sfortuna o per impedimenti fisici o per motivazioni che non dipendevano da loro, ma poveri che erano poveri semplicemente perché non avevano la buona volontà di lavorare. Per cui bisognava riuscire a distinguere questi dagli altri e a far lavorare i primi, cioè questi poveri svergognati. Poi c'è la scuola democratica. La scuola democratica era la scuola percepita come più estremista al tempo, come più radicale. I veri rivoluzionari, anche i liberali lo erano, ma i democratici in qualche modo facevano ancora più paura presso le classi agiate. Perché cosa auspicavano i democratici? Primo, uguaglianza materiale dei cittadini. Quindi non solo l'uguaglianza formale di fronte alla legge, ma anche l'uguaglianza materiale, cioè l'uguaglianza economica. Un caposaldo che poi diventerà un cavallo di battaglia del pensiero marxista. I cittadini devono essere il più uguali possibili anche in merito alla ricchezza o ai beni posseduti. I democratici poi auspicavano un suffragio universale maschile. Per le femmine dovrà passare ancora qualche decennio. E infine i democratici auspicavano un forte, consistente intervento dello Stato nell'economia, in ordine con lo scopo di livellare il più possibile le differenze materiali. Secondo una legge fondamentale che è sempre vera, tanta più libertà si concede ad un sistema economico, tante maggiori le differenze. Perché? Perché gli individui sono diversi e quindi tenderanno nella libertà a far emergere le loro differenze. Viceversa, tanto maggiore l'intervento statale nell'economia, tanta maggiore l'eguaglianza, ma tanto minore la libertà. Perché lo Stato, per esempio, può rimuovere o può livellare le differenze, per esempio, tassando di più i ricchi rispetto ai poveri e redistribuendo gli introiti provenienti dai ricchi alle classi povere. In questo modo i ricchi avrebbero un po' meno, i poveri un po' di più e, la tendenza sarebbe quella della eguaglianza. Ecco, erano due pensieri molto diversi, liberali e democratici, che però, ripeto, videro una convergenza nel contestare lo status quo dell'ordine viennese partorito nel congresso di Vienna. Da un punto di vista storico, queste due grandi scuole di pensiero trovarono anche una loro sintesi, a dire il vero.
almeno per chi voleva seguire quella sintesi. E una grande sintesi tra questi due filoni venne costruita da un grande pensatore francese che si chiama, lo vedete qui, Alexis de Tocqueville. Questo libro è un libro famosissimo, viene pubblicato tra il 1835 e il 1840 e si intitola La democrazia in America. Un libro partorito dopo un viaggio che l'autore fa in America, in cui visiona il sistema carcerario, il sistema politico, il sistema economico. È un autore molto fine, è un classico della filosofia politica, in cui de Tocqueville cerca di innestare il pensiero liberale, lui fondamentalmente era un liberale, su alcuni elementi ormai dati per scontato del pensiero democratico. Per cui riconosce la validità di alcuni elementi del pensiero democratico e cerca di integrarli con il liberalismo, che era la sua scuola di pensiero, ma viceversa, giustamente, de Tocqueville denuncia anche la cosiddetta, come contestazione al pensiero democratico, la cosiddetta tirannia della maggioranza, oppure meglio, come dice lui, la onnipotenza della maggioranza, dicendo attenzione che alla maggioranza non si può dare tutto il potere, non può essere onnipotente, come invece una certa interpretazione del pensiero di Rousseau, per esempio, sembrava dire. Scrisse delle pagine molto belle su cui magari sarebbe bello anche soffermarsi. Ad ogni modo, queste due grandi scuole di pensiero, liberale e democratica, evidentemente non potevano muovere le proprie critiche alla luce del sole, perché erano scuole di pensiero fondamentalmente rivoluzionarie che non accettavano il sistema viennese, volevano rovesciarlo. Pertanto potevano esprimersi, sviluppare le proprie riflessioni, confrontarsi dove? Nelle famose società segrete. Il dissenso politico si organizza e si articola, si coordina nelle società segrete. Non deve meravigliare più di tanto. I governanti a Vienna diedero vita al concerto europeo. Ci furono una serie di alleanze internazionali, la Santa Alleanza, la Quadruplice Alleanza, il cui scopo era coalizzare tutte le potenze, tutti i governi, per sopprimere sul nascere i vari eventuali focolai di rivoluzione che sarebbero scoppiati in giro per l'Europa. Ecco, il dissenso evidentemente, il dissenso, come dire, sistemico al sistema non era consentito. Per cui gli antagonisti cosa fanno? Si organizzano in sette segrete, cercando di eludere i controlli della polizia, e cominciarono a tessere anch'essi relazioni internazionali. Come le potenze si organizzarono a livello internazionale, la stessa cosa fece il dissenso. Per cui nacquero molte società segrete provenienti o ramificate in tutta Europa. D'altronde, da questo punto di vista, la Rivoluzione francese aveva fatto scuola, anche da questo punto di vista. Una sparuta minoranza di ideologi, di Giacobini, Cordiglieri, di Sanculotti, molto agguerrita, molto compatta, riuscì ad imprimere una direzione politica ben precisa agli avvenimenti turbolenti di quel tempo, fino a giungere alla rivoluzione vera e propria. Cioè, ormai era sempre più chiaro che minoranze compatte, agguerrite e determinate potevano davvero dare una svolta alla storia. Le masse avrebbero seguito docilmente. I cambiamenti, nel bene e nel male, sono prodotti, questo era chiaro nell'Ottocento, sono prodotti da minoranze, ripeto, agguerrite, competenti, capaci di giungere al proprio obiettivo e capaci di
smuovere tutte le energie possibili per raggiungerlo. Ecco, queste società segrete che cominciano a formarsi dopo il congresso di Vienna erano formate da praticamente tutte le categorie della società civile, non proprio tutte, non i contadini, però tante, diciamo. C'erano i borghesi, c'erano gli studenti, c'erano gli intellettuali, c'erano i militari. I militari saranno fondamentali perché quando si progettava un colpo di Stato è chiaro che la forza militare era il primo obiettivo da centrare. Non si può fare una rivoluzione senza avere il coltello dalla parte del manico. Ecco, per cui queste società, diciamo, inglobavano membri che provenivano da strati differenziati, ma, come dire, colti della società. Ecco. Vedete, io ho messo la lista, ce ne sono molte altre, ma era giusto per dare un'idea. Dopo il 1815 le sette segrete cominciano a proliferare. Ci sono sia sette democratiche, liberali, sette anche reazionarie e così via. Per esempio, vedete, diamo una rapida scorsa, c'erano i calderari, c'erano i concistoriali, c'erano i cavalieri della fede, c'erano le amicizie cristiane, c'erano i guelfi, c'era la guelfia, che era diversa dai guelfi, c'erano i filadelfi, che erano diversi dalla guelfia e dai guelfi, c'erano i federati, soprattutto in Lombardia e nei ducati padani, c'erano gli adelfi. Gli adelfi erano un gruppo organizzato a Ginevra, in genere da ex rivoluzionari, per esempio Filippo Buonarroti, un nome famoso, i quali dal 1818, come vedete lì, cambiano il proprio nome in Sublimi Maestri Perfetti. Sublimi Maestri Perfetti. Evidentemente forse avevano qualche patologia, ma è da escludere sicuramente la patologia della scarsa autostima, quella sicuramente no. E poi c'era la massoneria, naturalmente, la massoneria. Ci soffermiamo un attimo qui, gli altri sono nomi, insomma, che ci interessano fino a un certo punto. Non interessa di più la massoneria e la carboneria perché sono quelle più famose. Ecco, la massoneria, molto brevemente, venne introdotta in Italia per la prima volta attorno al 1730. Siamo in periodo illuministico, le logge massoniche furono uno di quegli strumenti attraverso i quali si irradiarono le idee illuministe. Dopo però i governi, quando capirono a cosa avevano di fronte, la soppressero un po' ovunque, quindi dall'Italia sostanzialmente scomparve. Quando è che tornò la massoneria in pompa magna nella penisola? Durante il periodo napoleonico. Fu l'esercito francese a creare una nuova loggia, anzi alcune nuove logge, quindi siamo agli inizi del 1800. Venne creato il Grande Oriente d'Italia, qui vedete lo stemma, il Grande Oriente d'Italia. È una creazione che nasce sulla base, ripeto, delle armate napoleoniche. Non a caso i generali francesi confluirono in massa in questa nuova loggia italiana, il Grande Oriente d'Italia. Poi addirittura il Grande Oriente d'Italia finì con l'inglobare tutte le massime cariche politiche dell'Italia napoleonica. Il vice re di Italia, che era il figliastro di Napoleone, Eugenio di Beauharnais, divenne Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. E la stessa cosa avvenne al sud. Vi ricordo che durante il periodo napoleonico l'Italia era divisa in tre. C'erano le regioni imperiali francesi, c'era il Regno d'Italia al nord e il Regno di Napoli al sud. Al sud venne creata il Grande Oriente di Napoli. Al nord il Grande Oriente d'Italia perché c'era il Regno d'Italia, a sud il Grande Oriente di Napoli. E anche qui
i re del Regno di Napoli, prima Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, poi Gioacchino Murat, parente di Napoleone, e entrambi re, prima l'uno poi l'altro, vennero anche insigniti del titolo di Gran Maestro del Grande Oriente di Napoli. Cioè a dire che durante il periodo napoleonico la sovrapposizione tra le cariche statali, le cariche militari e le cariche massoniche era pressoché perfetta, le cose coincidevano spesso e volentieri. Ecco, pensate che in quel periodo si calcola più o meno che complessivamente le logge in Italia erano 250, più o meno tutte sottoposte o al Grande Oriente d'Italia o al Grande Oriente di Napoli. I massoni, dicono gli storici, erano più o meno 20.000. Frequentavano le logge chi? O coloro che credevano realmente nelle idee della massoneria e nella religione deista della massoneria, oppure coloro che semplicemente amavano socializzare ed erano suggestionati da questo aspetto liturgico simbolico tipico della massoneria, oppure anche da coloro che approfittavano degli incontri in loggia per stringere amicizie importanti, perché erano solo le più alte cariche della società che partecipavano ovviamente a queste riunioni, per avere maggiori possibilità di guadagno, di carriera o di visibilità sociale. Logge massoniche erano anche ottimi luoghi in cui si poteva conoscere gente che contava davvero. Ovviamente con la caduta di Napoleone la massoneria venne messa fuori legge, perché la massoneria, ripeto, coincise con le più alte cariche dei dignitari napoleonici. Caduto Napoleone, la caduta dell'imperatore trascinò con sé la caduta della massoneria italiana, per cui la massoneria venne messa al bando da tutti gli stati italiani. Pensate che addirittura nel Lombardo-Veneto non solo era fuori legge, ma gli ex massoni non potevano accedere alle cariche pubbliche, perché si dava per scontato fondamentalmente l'equazione, che poi spesso era anche così, non sempre, massone uguale giacobino. Ecco, per cui degli ex massoni non ci si poteva fidare, per cui vennero emarginati. Per cui dopo il congresso di Vienna in Italia la massoneria si ridusse ai minimi termini, messa fuori legge, rimasero appena qualche piccolo focolaio abbastanza insignificante in questi decenni, fatta eccezione per una città che invece continuò a ospitare 3 logge e che continuò ad irradiare questo ideale massonico, che era Livorno. Livorno divenne la città, per così dire, massonica italiana per eccellenza in questo periodo di restaurazione. Poi quando nascerà l'Italia, la massoneria risorgerà e anche Livorno perderà questo ruolo di capofila, per così dire. Ecco, la massoneria di conseguenza, essendo stata messa fuori legge, svolse un ruolo del tutto marginale in questo momento, e tuttavia, in virtù del suo nome, della sua fama, della sua storia, fu proprio la loggia massonica che offrì a tutte le altre gli elementi costitutivi della loro identità, le formule, le liturgie, gli apparati scenografici, i simboli. Era la loggia che o per derivazione diretta o per ispirazione stava alla base di tantissime altre società segrete. Alcune logge, alcune società segrete italiane si erano separate dalla massoneria proprio durante il periodo napoleonico, perché non sopportavano questa sovrapposizione tra frequentazione massonica e alte gerarchie della società. Per cui molte società segrete, ripeto, addirittura erano costole fuoriuscite dalla massoneria che andarono autonomizzandosi. Diciamo che la massoneria complessivamente, possiamo dirlo con un'immagine, lasciò in eredità a tutte queste società segrete che nacquero in questo momento una grande metafora, che era anche un grande programma politico, e cioè la grande metafora dell'architetto con il compasso.
che poteva essere sia il Gadu, grande architetto dell'universo, ma anche il nuovo ordine sociale e politico che gli illuminati, no, frequentatori delle società segrete, avrebbero dovuto imprimere sull'ordine viennese portandolo al suo collasso. E poi abbiamo la carboneria. Ecco, la carboneria svolse un ruolo molto più importante della massoneria in Italia, senza ombra di dubbio. La carboneria deriva con ogni probabilità dalla massoneria. Le prime cellule carbonare nascono nel sud Italia, poi piano piano si estendono nel nord Italia. Nasce già nel periodo napoleonico la carboneria, quindi nel sud Italia di Gioachino Murat. Come era organizzata la carboneria? Era organizzata per cellule territoriali, quindi per, come dire, gruppi territoriali che si chiamavano vendite. Una vendita era una cellula carbonara situata in un certo luogo. Ecco, le vendite erano sottoposte a cellule più grandi che controllavano più vendite. Queste cellule più grandi si chiamavano le vendite madri, e queste vendite madri a loro volta erano sottoposte a cellule ancora più grandi che controllavano molte vendite madri, che si chiamavano alte vendite. Per cui a livello territoriale la diramazione della carboneria era articolata su 3 livelli: vendite, vendite madri e alte vendite. Erano società segrete, ovviamente, per cui i partecipanti, oltre a non palesare la loro filiazione carbonara, molto spesso non si conoscevano neanche tra di loro. Qui sotto in questa immagine vedete un incontro carbonara, una riunione carbonara. Ecco, qui si potevano vedere in faccia, evidentemente i carbonari della stessa vendita si conoscevano, ma magari carbonari, anzi non magari, molto spesso carbonari di vendite diverse non si conoscevano. La segretezza era fondamentale proprio per cercare di bypassare il controllo e la censura messa in atto dalle istituzioni. Tra di loro si chiamavano buoni cugini. I massoni erano fratelli, framassoni, fratelli massoni, mentre la carboneria, che derivava dalla massoneria con ogni probabilità, ma un po' doveva anche distinguersi per assumere un'identità propria, decise così formalmente di cambiare il nome e di considerarsi tra i propri membri come buoni cugini. Ecco, ripeto, non si conoscevano, a volte per capire se un estraneo fosse o non fosse un affiliato si potevano usare in pubblico segni convenzionali piuttosto che parole codificate. In quel modo si riusciva a capire l'appartenenza o meno dell'interlocutore. Ecco, i buoni cugini carbonari dovevano ovviamente farsi carico economicamente della gestione della vendita, della propria vendita, per cui una volta al mese dovevano versare una certa quota nelle casse della propria vendita, e dovevano anche girare sempre con un coltello in tasca, perché non si sapeva mai, avrebbero dovuto difendersi in caso di attacco. E il clima, ripeto, in alcuni casi era anche abbastanza teso. E quanti erano questi carbonari? Allora, si stima, però sono stime piuttosto aleatorie, che fossero più o meno in tutta la penisola italica 400.000, più o meno 400.000 su una popolazione di 18 milioni più o meno. Metà di questi carbonari, sempre più o meno, erano dislocati al sud, e del resto nasce proprio nel mezzogiorno la carboneria. Chi apparteneva alla carboneria, c'era anche qui un po' di tutto, delle categorie più colte, c'erano gli studenti,
c'erano i liberi professionisti, c'erano i commercianti, c'erano gli artigiani, c'erano ovviamente, dovevano esserci, come dicevo prima, i militari. I militari, che erano fondamentali per lo scopo di eventuali rivoluzioni, erano spesso quei soldati che avevano militato nell'esercito napoleonico, quei soldati che erano stati canzonati, che erano stati umiliati, denigrati per la loro provenienza italiana e, e che pertanto avevano maturato, proprio a seguito di questo contrasto piuttosto umiliante, un certo senso patriottico. Vi ricordo che il senso della nazione, l'esaltazione della patria e l'esaltazione delle radici, della cultura, della lingua, della religione, come fattori identitari di un certo territorio, di un certo stato, nacquero proprio come reazione al tentativo napoleonico di omologare tutti i popoli europei. Ecco, nell'esercito questo confronto era più aspro che non altrove, per ovvi motivi. Ecco, inizialmente la carboneria, e finiamo con la carboneria, era distinta in 3 gradi gerarchici. Come la massoneria prevedeva un percorso iniziatico di stampo gerarchico basato su più gradi, la stessa cosa faceva la carboneria. Inizialmente i gradi erano 3. C'era l'apprendista, il primo, era per così dire la matricola, poi c'era il maestro e il gran maestro. Erano gradi iniziatici perché mano a mano che si proseguiva, all'iniziato venivano svelati sempre veniva, come dire, svelata una parte di dottrina carbonara sempre maggiore e più approfondita. Ai primi 2 gradi, apprendista e maestro, cosa veniva svelato all'iniziato? Ma si cercava di avviarlo ad un orizzonte filosofico di tipo umanitario, filantropico, e lo si indirizzava verso una visione politica di tipo, attenzione, nazionale e costituzionale, cioè una visione politica che ambiva a fare dell'Italia un'unica nazione, poi vedremo un po' meglio, basata su una Costituzione. Quindi c'era un programma filosofico e politico al tempo stesso. Quando poi si accedeva al 3° grado, quello di Gran Maestro, lì i Carbonari svelavano le carte definitivamente e veniva svelato il vero scopo della carboneria, ed era un programma radicale, estremista per così dire, molto egalitario, un programma quindi di stampo fortemente democratico per così dire, un programma che magari non tutti accettavano e comunque molto pericoloso da palesare, perché oggetto delle mire, delle censure delle varie polizie preposte. Per cui quando la carboneria cominciò ad espandersi in Italia e ad annoverare sempre più affiliati, cominciarono le elite dirigenti carbonare cominciarono a non fidarsi più molto dei propri aggregati, perché 400.000 aggregati, magari erano 300, magari erano 500.000, comunque erano tanti, cominciavano a diventare troppe teste a cui svelare questo scopo ultimo di stampo rivoluzionario. Per cui si decise di ricalibrare il percorso iniziatico, rimodulare tutto l'iter su 7 gradi, aderendo così maggiormente tra l'altro al percorso massonico iniziale, 7 gradi. E solo alla fine, ma a questo punto molte meno persone potevano giungere alla vetta della gerarchia carbonara, solo alla fine si sarebbe svelato il vero scopo della carboneria, che ripeto da un punto di vista politico era una unificazione dell'Italia su stampo però come dire democratico, egalitario, che in quel momento suonava estremamente rivoluzionario e pericoloso. La carboneria, un'ultima cosa,
assunse, come tutte le altre società segrete, simboli, formule, riti, scenografie e parole d'ordine dalla massoneria e però cominciò col fare una commistione tra un proprio rituale carbonaro e addirittura la liturgia cristiana, le liturgie cristiane, cioè nell'apparato scenografico carbonaro c'era una sorta di strana sintesi tra elementi massonici, elementi innovativi carbonari e elementi assolutamente tipici tradizionali del cristianesimo, tanto che, questo insomma fa ridere, fa un po' ridere, consideravano i carbonari Gesù Cristo come il primo carbonaro. E qui insomma abbiamo detto tutto. Ad ogni modo, tutte queste società segrete, la carboneria era la più importante, ma tutte queste società segrete cosa avevano in comune? Diciamo che c'era una convergenza su due punti, due parole d'ordine, una diade, e cioè il concetto di nazione e il concetto di Costituzione. Queste società segrete miravano, lo ripeto, non solo la carboneria, a fare della penisola italica un'unica nazione basata su una Costituzione di stampo quantomeno liberale, cioè una Costituzione che ponesse dei limiti al potere dei governi. Potere dei governi che dopo il congresso di Vienna andò accentrandosi, anche, ripeto, mantenendo buone alcune novità introdotte dai francesi da Napoleone, accentramento amministrativo e smantellamento dell'aristocrazia, tutte cose che finirono con il potenziare i governi. Come limitare il potere dei governi? Non c'era più un'aristocrazia che potesse fungere da contraltare, bisognava redigere e stendere una Costituzione. Ecco, per cui nazione e Costituzione furono i due grandi slogan che da un punto di vista politico ispirarono la lotta di queste società segrete. Attenzione, questo è importante, che in questi primi decenni, dopo il congresso di Vienna, quando gli intellettuali o le società segrete parlavano di nazione, intendevano una nazione italiana di tipo federale, una confederazione italiana, sullo stampo della Svizzera confederata, sullo stampo, cioè meglio federale, sullo stampo della Germania successiva, federale, cioè una nazione di stati, magari anche indipendenti, ma che in qualche modo condividessero una unità politica più ampia e magari anche un mercato comune, in modo tale da favorire l'economia interna. Tra l'altro gli stati italiani che commerciavano con altri stati, cioè il livello di commercio fra gli stati italiani era estremamente ridotto, come avevamo già visto. Tendenzialmente gli stati italiani tendevano ad esportare e importare verso e dagli stati europei, e una confederazione, ripeto, italiana, che avrebbe favorito il commercio interno e anche la costituzione di un esercito degno di quel nome, perché tanti stati italiani, quelli più piccoli, Granducato di Toscana per esempio, Ducato di Parma, non avevano nemmeno un esercito proprio. Invece diventava ormai sempre più evidente che per poter reggere l'urto delle grandi nazioni bisognava, come dire, fondere i confini e da questa fusione partorire un sistema economico più efficiente, ma anche un esercito molto più agguerrito e fornito. Poi le cose andranno diversamente, l'Italia non nascerà come Stato federale, ma proprio perché, come vi dicevo, l'esito finale di queste dinamiche politiche fu un esito casuale che nessuno aveva previsto. Ciascuno aggiunse un pezzo, chi un altro, qualcosa a Cavour, qualcosa a Garibaldi, qualcosa alle potenze straniere, mettendo insieme questi frammenti di attività politica. Il risultato finale fu la nascita di uno Stato centrale e centralizzato, l'Italia, che nessuno aveva previsto, ripeto, nessun protagonista politico aveva previsto inizialmente.
La reazione dei governi fu abbastanza ovvia e la risolviamo in due parole. Tutti gli stati italiani allestirono dei corpi di polizia speciali, addirittura corpi di polizia segreti, e in questo ereditarono l'insegnamento dei francesi, che in quanto polizia segreta erano dei maestri, corpi di polizia segreta il cui compito era quello di controllare e vigilare e spiare e magari reprimere le società segrete. Ci riuscirono anche abbastanza facilmente, a dire il vero. In genere le polizie riuscivano ad infiltrare senza troppa difficoltà propri membri di nascosto, ovviamente nella carboneria piuttosto che in altre società segrete, i quali ovviamente non dicevano che erano agenti di polizia. E in questo modo, attraverso degli infiltrati, i governi erano sempre aggiornati sulle attività e sui programmi politici che si discutevano nelle varie logge o per di più nelle varie vendite carbonare. E tutto sommato, fino a quando quei progetti politici non destavano troppe preoccupazioni in senso rivoluzionario, i governi chiudevano anche un occhio. Tra l'altro sapevano che alcuni leader di queste organizzazioni segrete erano, erano immanicati con molte altre persone, erano potenti, avevano un certo seguito, per cui i governi, pur sapendo a volte chi erano i vari leader delle società segrete, non li arrestavano quasi mai, a meno che non fosse proprio necessario, proprio perché cercavano di, cavalcare la tigre e di gestire una situazione che fino a quando non fosse diventata rivoluzionaria poteva anche mantenersi così com'era. Ecco, ad ogni modo il grado di repressione, anche quando ci fu molto basso. Ripeto, non furono così repressivi i governi post congresso di Vienna. Tanto è vero che quando scoppieranno i primi moti rivoluzionari, quelli del 20 e 21, la repressione sarà molto blanda. Ci saranno 2 condanne a morte in Piemonte, che per carità sono sempre vite umane, però storicamente e politicamente 2 è un numero abbastanza irrisorio. E ci saranno altrettante condanne, 2 nel Regno di Napoli. Quindi i primi moti insurrezionali in Italia, che si verificarono un po' in Lombardia, un po' in Piemonte e un po' nel Regno di Napoli, scoppiarono inizialmente nel Regno di Napoli, ecco, complessivamente conseguirono diversi arresti, diversi anni di prigionia certamente, però la condanna a morte, che era lo strumento più efferato di repressione, la si utilizzò molto blandamente. Ripeto, 4 condanne a morte, sono sempre 4 vite umane, quello è ovvio, il discorso non è morale in questo momento, è un discorso politico. Ecco, significa politicamente che cosa? Che visto che in altre circostanze le condanne a morte saranno molto maggiori, in questo caso non si volle infierire più di troppo con questo strumento. Bene, le società segrete poi saranno alla base, come ho anticipato, dello scoppio di alcuni moti rivoluzionari, moti sui quali torneremo le volte prossime. Vi ringrazio, arrivederci.